TG, buongiorno e ben ritrovati. Questo lunedì vi terremo compagnia in diretta fino alle 13:30, tanta attualità ormai lo sapete, ma soprattutto tanta cronaca. Partiamo proprio da qui. Quest'oggi ci spostiamo nel Trevigiano. La comunità è sotto shock per la morte di Antonello Peatini, dirigente Ascom e presidente degli agenti di commercio. Ieri in Trentino il 65enne è stato colto da un malore, a nulla sono serviti i soccorsi. La notizia è rimbalzata subito in città, dove Antonello Peatini era conosciuto e stimato. Dirigente di Ascom e presidente degli agenti di commercio, era impegnato anche in politica. Nel 2013 e nel 2018 il 65enne si era candidato alle elezioni comunali nelle liste a supporto dell'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Era un'esperta guida alpina, era stato anche tra i fondatori del gruppo Logorai del CAI. Ieri aveva deciso di fare un'escursione a Passo Pradidali, nella Valle del Primiero, in provincia di Trento. Stava percorrendo il sentiero 709 insieme ad una cinquantina di persone quando ad un tratto si è accasciato a terra colto da un malore. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, sul posto è arrivata un'equipe medica che nulla ha potuto fare. Peatini è morto poco dopo il malore. Il corpo è stato elitrasportato a San Martino di Castrozza a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sono stati molti gli interventi di ieri del SUEM 118, tra i più rilevanti quello della caduta di un ragazzino di 8 anni sulla pista da motocross a Crespano del Grappa. Il giovane ha riportato diverse fratture, ma è arrivato in ospedale con l'elicottero partito da Padova in codice 2. Più gravi invece le condizioni di un altro ragazzo che si è scontrato contro un'auto mentre era in sella alla sua motocicletta in via Carole a San Stino di Livenza. Sul posto il SUEM 118 con l'elicottero si trova ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. E sempre ieri invece a Rossano Veneto è ricoverato in gravi condizioni un motociclista 17enne di Rosà dopo uno schianto contro un'auto. Drammatico incidente ieri pomeriggio ai confini di Rossano Veneto. Un ragazzo 17enne di Rosà, in sella alla sua moto da cross, è finito contro un'auto per poi volare violentemente sull'asfalto. Il giovane stava percorrendo una laterale tra via Biagi e via Volta quando, nell'immettersi nella strada principale, si è schiantato contro una Fiat Panda guidata da una donna. Inutile, disperato tentativo di frenata del 17enne che non è riuscito a evitare il violento impatto contro la parte anteriore dell'auto. Immediato l'arrivo del SUEM, che a causa delle gravissime condizioni del giovane lo hanno intubato sul posto e poi trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove ora è ricoverato in prognosi riservata. E un 65enne trevigiano di cui ancora non sono state rese note le generalità è morto nel pomeriggio di ieri, stroncato da un arresto cardiaco mentre camminava lungo il sentiero che collega il rifugio Rosetta a Passo Pradidali nella Valle del Primiero. Faceva parte di una comitiva di 50 persone. Il SUEM è stato contattato dai compagni che hanno dato subito l'allarme. Sul posto l'elicottero del SUEM, per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. E Sor Maria De Coppi, torniamo a parlare appunto dell'omicidio in Mozambico, è stata ricordata ieri mattina durante l'Angelus da Papa Francesco. La sua testimonianza di coraggio ha detto Bergoglio ai cristiani, un messaggio ancora più forte oggi all'anniversario appunto delle Torri Gemelle. In questo momento di preghiera mi è caro ricordare Sor Maria De Coppi, missionaria comboniana, uccisa a Cipenne, in Mozambico, dove ha servito con amore per quasi 60 anni. La sua testimonianza dia forza e coraggio ai cristiani e a tutto il popolo mozambicano. Una testimonianza di fede, un esempio di martirio, il sacrificio di Suor Maria De Coppi, la missionaria trevigiana originaria di Santa Lucia di Piave, morta per mano di un attentato di origine islamica a Chipene, nel villaggio in cui prestava la sua opera di fede e carità, è stato ricordato oggi da Papa Francesco durante l'Angelus davanti a migliaia di fedeli. Ad una settimana dalla sua morte, proprio nel giorno in cui cade il 21° anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, Papa Francesco invoca la forza della testimonianza perché sia impulso di forza e coraggio alle comunità, oltre il dolore. Suor Maria aveva scelto di restare nonostante il pericolo fosse vicino, come testimonianza
testimoniano le telefonate e i messaggi vocali fatti alla nipote Gabriella, suora comboniana a Roma. Una decisione consapevole, la missione di non abbandonare il suo popolo, oltre 400 famiglie seguite nella parrocchia in fuga dalla guerra. L'attentato sarà rivendicato proprio dall'ISIS il giorno dopo. L'organizzazione jihadista ha pubblicato la rivendicazione su alcuni suoi account affermando di aver ucciso la suora perché si era impegnata eccessivamente nella diffusione del cristianesimo. La comunità l'ha salutata con una celebrazione molto partecipata venerdì scorso in Mozambico e contemporaneamente a Ramera, per lei una messa in suffragio. Questa mattina il pensiero di Papa Francesco. Ieri è stato il giorno del Grazie a Canale d'Agordo, dove una settimana esatta dalla beatificazione si è celebrato Papa Albino Luciani, dove tutto ebbe inizio, aveva l'umiltà delle genti venete e il ricordo del patriarca Moraglia. La fede di Papa Luciani ha le sue radici nella madre, Bortola Tancon, nella cultura e nell'inconscio delle genti venete e alpine. L'inconscio collettivo dei veneti è istintivamente religioso, quello delle popolazioni alpine lo stesso. Cita la descrizione dello scrittore Carlos Gorloni, il patriarca Moraglia, nel giorno della messa di ringraziamento per la beatificazione di Albino Luciani, officiata accanto ai vescovi di Vittorio Veneto e Belluno Feltre, in una Canale d'Agordo gremita da migliaia di fedeli. La parola umiltà è quella che riecheggia più spesso, proprio l'umiltà scelta come motto episcopale accanto alle 3 virtù teologali che hanno guidato il suo breve ma denso pontificato. Luciani mai cercò di mettersi in mostra per la sua cultura o per il suo sapere teologico, né tantomeno voleva dare l'immagine dell'intellettuale o dell'accademico, poiché non mirava a essere apprezzato perché dotto o istruito, piuttosto aveva a cuore il bene delle persone a cui si rivolgeva. Nelle omelie, nei discorsi, nelle udienze, voleva che lo capissero, che capissero il Vangelo. Migliaia le persone in piazza in un paese che aspettava da tempo di celebrare il suo figlio prediletto. Un momento di grande unione della nostra comunità veneta, bellunese, dell'Italia intera, attorno ad una figura che ha fatto dell'umiltà il suo simbolo, del suo sorriso, della vicinanza alle persone, del sapere essere esempio, in una società dove l'esempio e dove l'individualismo alcune volte supera l'esempio del singolo, invece quell'esempio era esempio di beatitudine. Oggi il tempo, almeno rispetto a domenica, ci ha regalato una bellissima giornata, una giornata ovviamente che è di grandi emozioni per questa comunità, per tutta la provincia di Belluno, che ovviamente celebra e ringrazia per questo importantissimo, straordinario riconoscimento al nostro Papa, che così per sempre potrà rimanere ancora di più nei cuori di tutte le persone che lo hanno amato. Il suo motto era Humilitas, ma unito alla determinazione dell'uomo di montagna, e questo era Albino Luciani. Ha lasciato un ricordo in tutti e quindi oggi è una giornata straordinaria anche per il nostro territorio, il territorio di Canale d'Agordo, il territorio dell'Agordino, della provincia di Belluno e di tutto il Veneto. A una settimana dalla beatificazione, Albino Luciani è tornato qui, tra le sue montagne, dove tutto ebbe inizio. Torniamo ora alla cronaca, perché notizia dell'ultima ora, gravissimo incidente stradale a Milano, e lì collegata per noi la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Sharon, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Milano, dove questa mattina intorno alle 9 si è verificato un incidente stradale mortale terribile. Qui lungo via Lombardini, che ora con l'aiuto della telecamera inquadreremo, vi faremo vedere, stava viaggiando un'auto, una Y10, quando allo stop ha incrociato in qualche modo, ancora non è dato sapersi come, la bicicletta su cui stava viaggiando la vittima. La vittima, una donna residente a Milano, di 82 anni, ne avrebbe compiuti 83 tra qualche tempo. Alla guida dell'auto invece c'era un altro anziano, anche lui residente a Milano, di 86 anni. Dicevo che ancora non è chiara la dinamica. Gli agenti della polizia locale, che stanno lavorando da ormai un paio d'ore qui sul luogo dell'incidente, per
per effettuare tutti i rilievi stanno cercando anche di capire la dinamica, che cosa sia effettivamente accaduto e se la bicicletta stesse viaggiando nel corretto senso di marcia o addirittura potesse trovarsi nel senso opposto. Ovviamente questo lo stanno cercando di capire anche sentendo la testimonianza dell'uomo che si trovava alla guida. La vittima viveva poco distante da qui, quindi probabilmente o era appena partita da casa oppure stava rientrando, perché viveva in una delle vie limitrofe a via Ferrarini, che è la via principale che state vedendo alle mie spalle, dove ci sono anche i mezzi della polizia locale di Mirano. Era vedova, aveva 2 figli, uno viveva con lei e ovviamente queste sono le informazioni che abbiamo al momento, anche perché ancora non si sa, ancora non c'è stato riferito se la famiglia sia stata messa al corrente di quanto accaduto. Per cui queste sono le notizie che abbiamo in questo momento. Siamo riusciti a sentire qualche persona che vive nelle case qui accanto e sono tutti d'accordo nel dire che comunque questa è una strada, è un tratto molto pericoloso, perché non è la prima volta che accadono incidenti del genere, ci ha detto più di qualcuno, sia uscendo da questa via, quella che percorreva l'auto che ha travolto l'anziana signora, sia poi questa principale, perché alcune auto corrono a velocità maggiore rispetto a quelli che dovrebbero essere i limiti, alcuni tratti, alcune uscite non hanno la visuale ben chiara, per cui si potrebbe non vedere chi sta procedendo, chi sta arrivando, e è quello che potrebbe essere accaduto, per cui anche questo è un punto importante su cui riflettere, su cui anche l'amministrazione probabilmente a questo punto anche interverrà dopo l'incidente di oggi in qualche modo. Al momento queste sono tutte le notizie che abbiamo sull'incidente avvenuto qui intorno alle 9 tra via Ferrarini e via Lombardini. Nelle edizioni dei nostri telegiornali serali avremo sicuramente informazioni più precise, per cui se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Ora vi lasciamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco. Focus TG, bentornati in diretta alle 12:15. Dunque, torniamo nel territorio bassanese, apriamo la grande pagina della sanità. Ennesima segnalazione da parte di voi telespettatori sul malfunzionamento dell'Ul7 Pedemontana. Questa volta protagonista il pronto soccorso di Bassano. Sentiamo. Io non mi fido proprio più di andare a Bassano, guardi. Ed è con queste parole arrese che inizia il racconto di una telespettatrice di Rete Veneta, protagonista, seppur in diretta, di un ennesimo episodio di malfunzionamento dell'Ul7 Pedemontana, in particolare questa volta del pronto soccorso di Bassano. Venerdì 9 mio marito accusava dei forti dolori alla pancia con vomito. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo pensato di andare all'ospedale del pronto soccorso di Bassano del Grappa. Siamo stati là 2-3 ore, abbiamo fatto la fila e ci hanno detto che per loro era una congestione di acqua fredda, di roba, di bevande fredde, di mangiare freddo, e che non c'era niente di particolare, di prendere la tachipirina, e ci hanno mandato a casa, insomma, ecco, così, senza accertarsi meglio da dove provenivano questi dolori addominali. Dolori addominali però che non hanno accennato tregua, tanto da decidere di tornare al pronto soccorso, questa volta però di Montebelluna. La notte accusava ancora dolori addominali mio marito, e la mattina ho detto: cosa facciamo? Non possiamo stare tutto il sabato e tutta la domenica senza così, in queste condizioni. Andiamo al pronto soccorso di Montebelluna, vediamo cosa ci dicono là. Siamo andati là al pronto soccorso di Montebelluna e là l'hanno tenuto sotto torchio e hanno fatto di tutto. Accertamenti del pronto soccorso di Montebelluna che hanno portato a una diagnosi chiara quanto urgente. Un
l'intestino che si è voltato, si è rovesciato, e adesso ci sono con una sondina di posizionarlo, capito? Okay. Di posizionarlo, e se non è possibile lo devono per forza fare l'intervento. Non ci andrò più a visitarmi al pronto soccorso di Bassano del Grappa, guardi. Ed è così che un altro cittadino, l'ennesimo, perde fiducia a spese della sua salute verso l'Ul7 Pedemontana. Fiducia mai così importante come in questo momento di forte vulnerabilità. Fiducia che i cittadini avevano riposto a chi li ha sempre protetti e ascoltati. Cittadini che oggi pretendono risposte. Rimaniamo in città e torniamo a parlare della monorotaia di Bassano. Sentiamo che cosa ne pensano cittadini e turisti. La monorotaia sta per diventare realtà. La salita da Prato Santa Caterina fino a Viale dei Martiri non sarà più faticosa come adesso, e abbiamo sentito cosa ne pensano i cittadini. Bene, allora, molto bene, no? Anche per chi ha bambini o anche chi è disabile, ha problemi, è una buona soluzione. Quindi adesso come fa? Salita tutto Praticamente sì, ma metto giù il passeggino e dopo lo chiudo e torno su. È perché lei è anche grandina, se no non si potrebbe neanche fare se fosse piccola. Quando che la vedo fatta, che credo. Sarebbe una buona soluzione, cosa ne pensa? Probabilmente sì, non so, bisogna vederla. Attualmente sì, questi scalini qua sono pessimi, anche in discesa, per cui è un problema. È una buona idea secondo voi? Assolutamente sì, sì, così chi ha difficoltà, diciamo, si trova meglio, un po' più meglio, bene, anche un po' panoramico, penso. E anche un po' meno fatica? Sì, assolutamente. No, secondo me un po' di salute ci vuole sempre. Io generalmente sono a favore dell'attività fisica, quindi fare una scalinata fa solo che bene alla salute, però oggettivamente ci sono anche persone che hanno difficoltà e per i quali può essere sicuramente un vantaggio. Quindi insomma lo vedo in modo favorevole, ovviamente con tutti i crismi del caso, perché comunque parliamo di una zona che ha un certo impatto anche paesaggistico, quindi però io sono favorevole. Com'è questa discesa? La discesa è un po'... è meglio che la salita, è duretta. C'è il progetto per una monorotaia che aiuti insomma le persone un po' più in difficoltà, cosa ne pensa? Positivamente, certamente, anche perché diversi anni che riparlano, mi sembra, no? Sembra che ci siamo. Perfetto, bene, così veniamo più volte. Penso che sia anche una buona idea, insomma, secondo, basta che non sia invasiva, diciamo, sull'aspetto del territorio, ma insomma io non penso che sia una brutta idea, insomma. Ci stavo pensando proprio ora, specialmente per le persone malate di cuore come me, stavo pensando a metà, dico, ma ci potrebbe essere un montacarichi qui. Magari la prossima volta che torna. Sono 20 anni che vengo da queste parti, speriamo che fra 20 anni, ma la prossima volta. Anche prima. Anche prima, dai. E torniamo a parlare di scuola, perché oggi, primo giorno, più avanti nel nostro telegiornale faremo anche alcuni collegamenti, però tema fondamentale della scuola è quello del personale docente, la difficoltà nel reperire docenti STEM per l'alto grado di bocciature e concorsi. Sentiamo. Per chi suona la campanella, sono oltre 105.000 gli studenti padovani che oggi tornano a sedersi tra i banchi di scuola, il segnale più visibile nel traffico cittadino, più sostenuto fin dalle prime ore del mattino. Materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Quest'anno scolastico è caratterizzato dalla bella notizia del rientro in classe senza mascherina e senza la misurazione della febbre. Si riprende col piede giusto e speriamo che questo stato dell'arte continui anche per i prossimi mesi. Le misure Covid ovviamente sono allentate e non esiste più la DAD, quindi tutte le lezioni saranno in presenza e la quarantena viene ridotta sostanzialmente da 7 giorni a 5 giorni, così l'isolamento e la mascherina non c'è più l'obbligo, tranne che per i ragazzini fragili. Poi se c'è un positivo a scuola o un contatto positivo e quindi un alunno viene in contatto con un positivo, che misure si dovranno adottare? Semplicemente l'autosorveglianza, quindi per i contatti stretti sarà previsto un periodo di autosorveglianza di 10 giorni e la mascherina FFP2, ma comunque è sempre in presenza. Come spiega la dirigente scolastica Concetta Ferrara dell'11° Istituto Comprensivo Vivaldi di Padova, la quarantena per le classi e soprattutto la DAD
DAD sono state eliminate. Tornano anche i docenti e il personale ATA Novax che erano stati sospesi. Sono tutti in presenza, siamo ormai a pieno regime e ripeto, insomma, io sono molto fiduciosa, spero e cautamente ottimista che questo stato dell'arte possa continuare nei prossimi mesi, anche perché i vaccini, insomma, stanno dimostrando che sostanzialmente Omicron 5 è paragonabile a un'influenza. Quasi tutti i supplenti sono stati nominati, nella provincia di Padova ne mancano però 150, ma a preoccupare i dirigenti scolastici quest'anno c'è il caro energia e dopo le discussioni sulla settimana corta che già molte scuole hanno adottato, i presidi stanno scegliendo anche altre iniziative per contenere i consumi energetici e le bollette. Ho voluto insieme al collegio dei docenti fare di più. Abbiamo approvato il regolamento per gli organi collegiali online e quindi tutto quello che si può svolgere online lo facciamo online, così evitiamo di tenere la scuola aperta oltre le 4:30 o le 18 per quanto riguarda invece la primaria, lavorando sostanzialmente da casa. L'11 settembre è una data difficile da dimenticare. Vediamo il tributo di Padova. Grazie per la vostra vicinanza e il coraggio e per essere rimasti al nostro fianco quel giorno 21 anni fa, così come siamo ancora oggi, fianco a fianco. Grazie. Thank you. Da 21 anni a questa parte, la commemorazione delle vittime dell'11 settembre 2001 è per Padova un momento di grande attenzione e solidarietà con il popolo statunitense. Al monumento Memoria e Luce, davanti a tante autorità civili e militari, il sindaco Giordani ha detto che il sacrificio delle tante persone morte l'11 settembre può avere, pur nel dolore del ricordo, un senso se da quell'evento ricaveremo un insegnamento di pace, anche se l'attualità sembra dare segnali opposti. Di volta in volta ricordiamo questa tragedia, però se ne aggiungono sempre altre. Si aggiunge l'Afghanistan, l'anno scorso si è aggiunta la guerra, è incredibile. Sembra che non riusciamo a imparare, il mondo non impara mai da quello che succede dalla guerra. Ora qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi perché abbiamo da raccontarvi ancora tantissime notizie. Mezzogiorno e 27, bentornati in diretta con Focus TG. Apriamo ora la pagina della politica. Caro energia, è su questo che si è concentrata in particolare la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a Mestre. Non sono mancate le stoccate al PD, fin da quando sul palco è salito il coordinatore veneto De Carlo. Ci bastano guardare gli attacchi che ogni giorno subiamo, ogni giorno subisce Giorgia, perché si sa, in Africa ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che deve correre più veloce del leone. In Italia invece ogni giorno uno del PD si sveglia e sa che deve guardare cosa fa Giorgia Meloni. La prima stoccata, presentando la leader sul palco di Mestre, arriva dal coordinatore regionale Luca De Carlo. D'altro canto, 2 settimane dal voto, è lo scontro tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia a dettare l'agenda e il ritmo di questa campagna 2022. Si serrano quindi le file dei rispettivi elettorati. Autonomia, presidenzialismo, rapporti con la Lega, ma per Giorgia Meloni a Mestre la priorità sembra quella delle bollette, per cui serve un nuovo approccio europeo, ma soprattutto un nuovo atteggiamento da parte dell'Italia. Sento il PD che si scaglia contro l'Ungheria, ma devo segnalare che i primi a non volere il price cap europeo sono i tedeschi e gli olandesi, per ragioni di difesa del loro interesse nazionale. Ora io non giudico la scelta di chi difende il suo interesse nazionale, giudico le, diciamo così, stupidaggini di chi ci ha raccontato una vita che invece non bisognava difendere i propri perché l'Europa era una grande solidarietà. Dopodiché continuo a ritenere che bisogna su questo, insomma, battere i pugni. Noi abbiamo dato dall'opposizione piena disponibilità al governo sulla battaglia per il price cap e sul disaccoppiamento, ma il disaccoppiamento si può fare a livello nazionale intanto, che è la proposta di Fratelli d'Italia. Noi anche lunedì possiamo approvare a livello italiano di disaccoppiare il prezzo del gas al prezzo dell'elettricità, il che già comporterebbe una sensibile diminuzione del costo delle bollette. Meloni, che di fatto chiarisce ancora una volta la sua linea sulla necessità di uno scostamento di bilancio invocato dalla Lega per 30 miliardi di euro. La cautela è quella di Premier in pectore.
Sullo scostamento di bilancio penso che sia una, estrema ratio. Se si fa per esempio il disaccoppiamento, per il disaccoppiamento a livello nazionale secondo me servono 3-4 miliardi, secondo le mie stime, ok? 3-4 miliardi penso si possano trovare, perché? Perché se noi oggi non facciamo il disaccoppiamento, non facciamo il tetto del gas, mettiamo 30 miliardi che stiamo regalando alla speculazione per coprire le bollette e fra un mese ce ne servono altri 30 e io francamente di regalare i soldi alla speculazione ci penso, ok? Alleanza Verdi e Sinistra si è presentata a Treviso alla loggia di Palazzo del 300. Il faro per la lista è un compendio di giustizia sociale e ambientale. Noi abbiamo fatto ben 2 procedure STEM, 2 ondate di concorsi ordinari sulle cosiddette discipline STEM, cioè le materie scientifiche, tecnico-scientifiche. Sono stati svolti, questo per decisione nazionale, con la procedura dei test, dei quesiti a risposta a crocette, molte domande sono state anche sub iudice, cioè nel senso che c'è stato proprio contenzioso, perché in alcuni casi le risposte erano corrette o sbagliate a seconda delle situazioni. Insomma, sono stati concorsi molto molto selettivi, troppo selettivi dal mio punto di vista, nel senso che hanno portato un po' in tutte le discipline ad una quota del 20% al massimo di docenti idonei rispetto ai posti disponibili. Questo ha chiaramente determinato la scarsità di candidati che noi abbiamo potuto immettere in ruolo. Ma oltre a questo c'è proprio un scarso numero di laureati STEM nel nostro paese e quindi anche uno scarso numero di laureati STEM che si mettono a disposizione della scuola. Anche dalle graduatorie d'istituto i presidi fanno fatica a reclutarli e molto spesso devono ricorrere alle cosiddette MAD, cioè a quelle persone, a quei laureati recenti che si mettono a disposizione al di fuori delle graduatorie. Quindi c'è un problema sia di scarsità di laureati in questi settori e quindi anche pochi che si rivolgono alla scuola, sia una gestione non soddisfacente, dei 2 concorsi che sono stati espletati. Ovviamente parlavamo di scuola con Palumbo, però torniamo dalla politica. Ripeto, l'Alleanza Verdi e Sinistra si è presentata a Treviso alla loggia di Palazzo del 300. Il faro per la lista è un compendio, ripetiamo, di giustizia sociale e ambientale. Un messaggio valido per i credenti e per i laici. Giustizia sociale e giustizia ambientale sono collegate. Tra l'altro lo diceva già Paolo VI nel 1971 che il problema del clima e dell'inquinamento ambientale erano problemi che mettevano a rischio l'umanità intera. Ecco, io credo che invece di sventolare crocifissi o altro bisognerebbe ascoltare magari quello che sono le parole del Vangelo e cercare di tradurle in pratica. Messaggi universali, come li ha definiti Stefano Dall'Agata, candidato al Senato nel Collegio Veneto 1 con Alleanza Verdi e Sinistra. Il partito si è presentato ieri alla Loggia dei Cavalieri. Portatori di messaggi laici e credenti, la stoccata è chiaramente al leader della Lega Matteo Salvini nel Trevigiano solo poche ore prima. Tra i candidati anche l'ex sindaco di Feltre, Paolo Perenzin. Conosciamo i bisogni del territorio, dice la politica deve partire da qui. I bisogni che sono fatti di chiedere non la luna, ma chiedere la dignità, di poter arrivare bene e tranquillamente a fine mese, di poter avere servizi pubblici gratuiti e strutturati, la sanità, l'istruzione, l'università in primis. Autonomia, tema caro al Veneto. Alleanza Verdi e Sinistra dice sì al riconoscimento della specificità dei territori, dalle isole alla montagna. L'obiettivo è preservarli anche dallo spopolamento grazie all'intervento dello Stato, ma l'autonomia non deve essere politica. Effettivamente non tutti i territori sono uguali e quindi i territori hanno differenze e hanno esigenze specifiche che sono diverse. Bisogna essere in condizione di dare a ciascuno ciò che lo fa rimanere in piedi e vivo. Continuiamo con la pagina politica. Tra i temi passati un po' in sordina in questa campagna elettorale c'è il contrasto al calo demografico. Ne ha parlato Andrea Penzioiello, candidato con Noi Moderati. Le azioni principali che vengono previste dal nostro
movimento sono sicuramente l'aumento dell'assegno unico, perché le famiglie in questo momento sono in grandissima difficoltà, soprattutto dopo 3 anni in cui il lavoro è stato saltuario, in cui comunque si ha spesso investito i propri risparmi per riuscire a mantenersi durante il periodo di Covid, quindi le famiglie che vogliono mettere al mondo figli, e io lo so bene, hanno bisogno di avere un aiuto importante da parte dello Stato in questo momento, aiuto che poi al momento della nascita deve essere concretizzato con un servizio soprattutto appunto di scuola dell'infanzia, asili e quant'altro, magari anche gestito dalle aziende stesse in cui i lavoratori poi si trovano a prestare servizio, agevolato se non completamente gratuito per quelle famiglie in necessità. L'ultimo nostro punto importante sempre per lo sviluppo della famiglia ovviamente è quello, in questo momento, l'altro giorno la notizia della crescita degli interessi sui mutui ad esempio a livello europeo, è quello di aiutare, continuare ad investire sul rilascio dei mutui prima casa per le coppie giovani, perché sicuramente già avere una casa a disposizione, non buttare via soldi in affitti, ti permette poi di ragionare in maniera più serena sulla creazione di una famiglia. Apriamo ora la grande pagina dell'energia, del caro energia, caro bollette. Costi appunto dell'energia e delle materie prime sono sempre più insostenibili. Il punto del presidente di Ascotrade, Filippo Boraso. La proposta di tassare gli extra profitti delle aziende produttrici sarebbe giusta, dice il presidente di Ascotrade, ma è di difficile applicazione. È una norma che è comprensibile nel periodo che viviamo, di difficile applicazione. Perché difficile applicazione? Perché prevede un saldo da calcolarsi in un contesto di rapporto tra IVA di un anno e l'anno precedente che non riflette esattamente quello che è l'effettivo risultato ottenuto in seguito all'incremento dei prezzi dell'energia. A monte dell'aumento del prezzo dell'energia, sicuramente gli effetti del conflitto in Ucraina. Il problema fondamentale è che la Russia forniva circa il 40% del fabbisogno di gas all'Europa. È venuto meno la fiducia nei confronti del paese russo e quindi il mercato, un brutto termine ma è così, il mercato in questo momento sta scontando il fatto che possa mancare circa il 40% di gas. Una parte è stata sostituita, non tutto, e questo sta quindi fortemente condizionando i prezzi. Una contingenza di tanti fattori a provocare questo innalzamento, che ricade necessariamente anche sul costo delle materie prime. Nei mercati all'ingrosso il loro prezzo è cresciuto di quasi 8 volte rispetto all'anno scorso, che si traduce in un aumento dalle 5 alle 6 volte per il cliente. Una situazione nuova ed emergenziale, prima d'ora mai affrontata. Quello che noi auspichiamo, ribadisco, è che i tecnici competenti, i ministeri competenti e la politica in generale possa trovare una soluzione alla difficoltà che stiamo vivendo. Anche noi, ribadisco, anche noi aziende del settore, che alla fine siamo degli intermediari di energia tra l'ingrosso e il dettaglio, viviamo questa grande difficoltà e mettendo tutto l'impegno che possiamo per andare incontro alle esigenze del territorio che serviamo. E in un quadro generale di aumenti torna a salire il costo della carne e del latte. All'origine c'è la resa della coltura del mais. Il combinato composto di siccità e rincari ha portato via alla Marca il 13% alle aziende agricole. Sono aumenti che fanno veramente paura. Fonte Coldiretti Nazionale stima un aumento di circa il 30% di quello che è la spesa che fa una famiglia per portare a casa lo stesso valore che portava a casa tempo fa. Nuovo aumento di prezzi su costi già molto alti. Carne e latte tornano a salire. La stretta è legata alla resa del mais mai così scarsa quest'anno. Tra prodotto perso e prodotto di qualità inferiore a causa della mancanza dell'acqua che ha impoverito le cariossidi, ovvero i semi gialli che costituiscono i chicchi veri e propri. Quest'anno avranno meno fibre e meno proteine a farne le spese. Saranno i foraggi, con gli allevamenti già duramente provati dall'aumento dei costi del gas e dell'energia. In modo particolare nel settore allevamento, perché è quello che sta soffrendo di più, stanno chiudendo le partite IVA e un altro 30% stanno lavorando, ma stanno lavorando a pareggio o in perdita, quindi è una situazione, diciamo, che si riesce a gestire per un certo periodo di tempo, ma non può durare per troppo tempo. I bilanci chiudono in pareggio, ma Coldiretti Treviso ha quantificato il sacrificio di questa estate di rincari. Non nascondo che circa il 13% delle aziende stanno già chiudendo. Critica anche la situazione nelle montagne, dove quest'anno è stato raccolto solo il 50% delle foraggere. Ha dimostrato invece grande resilienza la viticoltura. Si stima un circa 10-15% di prodotto in meno, con delle rese anche uva vino un po' più basse,
basse della media, questo sicuramente, però non c'è quella, diciamo, quella mancanza di prodotto che si pensava e questa è sicuramente una fortuna. Aiuto immediato invoca il comparto, la riduzione dei costi con il credito d'imposta, alzando ad esempio il tetto dal 15% al 50% e poi incentivi per investire nell'agrofotovoltaico. Qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco. Mezzogiorno e 43, bentornati in diretta con Focus TG. Vi abbiamo lasciato con il grande argomento del caro energia. Riprendiamo da qui. Le mele e le pere sono i frutti tipici del mese di settembre. Lo sappiamo, travolti dai rincari dei costi dell'energia, però molti produttori del Padovano stanno lavorando in perdita. Chi sopravvive lo fa grazie alla vendita diretta che riduce la filiera. Mele rosse di settembre quasi pronte per il raccolto accanto a mele Fuji che stanno maturando. È la stagione delle mele, questo periodo che già profuma da autunno. Peccato che molti produttori stiano facendo i conti con buoni raccolti ma lavorazioni in perdita. Purtroppo i costi di produzione sono aumentati dal 70 all'80 anche al 150% per quanto riguarda anche il carburante ma anche per quanto riguarda le concimazioni. Produrre un chilo di mele oggi all'agricoltore costa dai 35 ai 40 centesimi al chilo, quando poi se gli va bene vendere alla grande distribuzione loro vendono nelle piattaforme, come lei diceva, a 25-30 centesimi. La crisi maggiore nella bassa padovana, Castelbaldo, dove le mele si coltivano su un'estensione di 388 ettari. Qui siamo a Campodarsego, nell'Alta Padovana, dove Fabio Carraro da 30 anni produce frutta di stagione per la vendita diretta al consumatore. Anche per lui notevoli i rincari. Quest'anno con l'aumento dei rincari, con i rincari del costo dell'energia, stiamo ancora valutando di quanto aumenteranno, perché sicuramente aumenteranno. Faccio presente che le mele hanno bisogno di continua irrigazione. Non sto qui a dire della siccità di questa estate. L'irrigazione è un motore elettrico che ha funzionato per mesi quasi ininterrottamente, quindi stiamo a vedere, ma sicuramente ci saranno dei costi in più e stiamo aspettando le sorprese delle prossime bollette. Un'azienda piccola questa, dove si segue la stagionalità del prodotto e tutto serve per garantirne la qualità. L'antigrandine è, diciamo così, l'assicurazione per avere un raccolto salvo. Dopodiché appunto tutto sta a vedere come va la produzione e come va la vendita. Nel mio caso, che faccio vendita diretta, riesco diciamo così a spuntare dei prezzi migliori rispetto ai colleghi, abbiamo appena parlato di Castelbaldo e della Bassa Padovana, che invece pur avendo delle ottime aziende e pur facendo un prodotto veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista, non sono giustamente remunerati delle loro fatiche e del loro impegno. In un quadro generale di calo degli acquisti, con molti cittadini costretti a rinunciare alla frutta per il suo costo, è diversa la percezione dei venditori diretti. Vediamo che pur avendo i clienti magari comprato un po' meno, tuttavia la gran quantità di clienti e anche il passaparola fa sì che noi piccolini non abbiamo risentito più di tanto di questo calo delle vendite. La soddisfazione nostra è che molti clienti ci vengono a dire: per fortuna ci siete voi agricoltori che fate la vendita diretta, altrimenti non so come faremmo. Caro energia, allarme da un settore all'altro, e allarme anche per il settore delle piscine, gestori delle piscine, bollette non più sostenibili. Qualcuno intervenga. Bollette non più sostenibili, il grido d'allarme arriva dai gestori degli impianti natatori che dopo i 2 anni di pandemia che hanno duramente colpito il settore adesso sono alle prese con i rincari di luce e gas. Per noi e per tutto il terzo settore, in particolare gli impianti sportivi, la situazione è a dir poco drammatica. Siamo reduci già da 2 anni di pandemia. Adesso, subito, senza la possibilità di una ripresa effettiva, con aiuti che sono stati delle briciole, ci ritroviamo anche l'aumento del caro bollette. A snocciolare i numeri è chi gestisce più impianti nel Vicentino, a Vicenza Est, a San Pio X, a Caldogno, a Cavazzale e Mussolente, situazione che preoccupa in vista dell'inverno. Basti pensare che ad esempio nell'impianto di Caldogno i costi del gas nel solo mese di maggio sono schizzati dai 20.000 euro dello scorso anno ai 50.000 di quest'anno. Stessa cosa per l'energia elettrica.
Tanto per avere un riferimento, le ultime utenze che abbiamo avuto, per esempio dell'energia elettrica, siamo passati dal bimestre dell'anno scorso estivo, quindi periodo tra maggio e giugno, da 8.000 euro quest'anno a 17.000 euro, e da nostri calcoli abbiamo prestimato che la prossima bolletta di luce elettrica passerà a 25.000 euro, quindi sta triplicando. Di qui il bivio, 2 i fronti d'azione in attesa che la politica trovi soluzioni. Ridurre i costi, assolutamente, e aumentare gli introiti. Però l'aumento degli introiti non è per noi eticamente corretto, perché non possiamo attribuirlo alle famiglie. E quindi si invita il singolo ad un comportamento etico per evitare gli sprechi e si adottano soluzioni e investimenti volte a ridurre i consumi. Abbiamo intenzione di stringere i denti e tenere duro, si tratta di mesi invernali in particolare, anche se i costi di un impianto piscina, che è veramente molto ergivoro, si distribuiscono tutto l'anno, perché anche adesso noi stiamo scaldando la vasca, quindi non abbiamo solo il problema, come tante aziende, dei 5 mesi estivi, noi il problema ce l'abbiamo tutto l'anno. In questa situazione drammatica di rincaro dell'energia iniziano a spegnere i forni anche i ceramisti di Nove, un settore messo in ginocchio dai costi esorbitanti del gas. I forni sono accesi, raggiungono i 1000 gradi, in qualche caso anche i 1400, ma tenere vive queste fiamme alimentate con il gas costa davvero una follia. Dicembre 2021 abbiamo pagato 887,90. A gennaio 22 avevamo preventivato 2.550 euro. A luglio paghiamo 4.619,93. Ma questo non basta, perché la previsione è che il metano a metro cubo venga pagato non 2,40 euro come lo paghiamo adesso, ma 3,50 euro. Di conseguenza va da sé che noi non possiamo continuare a lavorare. Quindi dobbiamo fermarci. Costi diventati insostenibili per le imprese del settore della ceramica. Gli ordini non mancano, ma ci sono troppi punti di domanda. Per la nostra categoria, da adesso in poi, è il momento in cui ci stiamo guardando intorno per capire se continuare a fermarci o addirittura chiudere. Ci sono già aziende ferme o quantomeno stanno pensando di rallentare la produzione. Se non trovano un tetto al costo del gas, lo scenario che noi possiamo prevedere è molto buio, ma buio nel senso che l'unica cosa è quella di fermarci. Purtroppo i clienti iniziano a dirottare le commesse ad imprese che operano all'estero e che riescono a contenere i prezzi. Così alcune aziende hanno già spento i forni e messo in ferie il personale. Se non trova lo Stato la modalità di darci il metano a un prezzo fisso, va da sé che vanno in cassa integrazione e poi noi non abbiamo una visione chiara, non possiamo averla. Addirittura stanno già parlando in questo decreto di razionalizzare il gas. Di conseguenza non vediamo come possiamo lavorare, perché non possiamo avere il gas 2 giorni sì e 4 no. Cioè va da sé che ci si deve fermare, è un obbligo. Bollette del gas che continuano ad aumentare, una crisi veramente senza tempo e a pagarle è sempre più difficile. Al Nuoto 2000 di Padova, centro sportivo che compie 50 anni, hanno deciso di chiudere per l'inverno la piscina coperta. La preoccupazione è diventata un incubo perché oggi non siamo più in grado di preventivare assolutamente i costi delle bollette che in una piscina ovviamente, essendo sempre acceso l'impianto, sono aumentati a dismisura. Noi avevamo già a febbraio previsto una chiusura temporanea invernale perché la bolletta era saltata da 30.000 a 90.000 euro, 88 per la precisione, questo solo per il gas. E non era sostenibile perché 88.000 euro al mese erano già difficili. Oggi però il nostro consulente energetico, piuttosto che le bollette come stanno arrivando, ci dicono che il balzo è ulteriormente di 3 volte, per cui passiamo da circa 200-300.000 euro all'anno previsti a 1 milione, forse anche abbondante. Con 1 milione non possiamo neanche più alzare la testa. Perché piscina chiusa? Perché piscina chiusa, per esempio, con l'impianto solare questa piscina viene riscaldata e sarebbe anche pronta per essere riscaldata, ma l'impianto solare noi oggi l'abbiamo dedicato tutto ai sanitari, quindi l'acqua della vasca coperta è fredda. In questo momento comincia a essere molto borderline per poterla praticare, mentre la vasca estiva fuori è ancora funzionante perché il sole la riscalda.
la vasca interna ci dà già l'idea di quello che succederà tra un mese. Quindi questo cartello non lo togliete? Questo cartello per quest'anno rimane là tutto l'anno, purtroppo. E dall'ente fornitore del gas ci è stato detto adeguate le tariffe. Vuol dire che noi da 10 euro dell'ingresso di oggi, più o meno da 8 a 10 ingresso, dovremmo prevedere 40 euro per un bagno in piscina oppure 200-300 euro per un corso di nuoto, che è una cosa che proprio non ci sentiamo con. Non volete alzare i prezzi? No, assolutamente. Noi facciamo un'attività sociale. E anche le vetrerie di Murano sono al collasso a causa del caro energia. La situazione è davvero drammatica, le spese risultano insostenibili. Servono aiuti dallo Stato, questo è l'appello di Confindustria. Vetrerie di Murano al collasso, con i prezzi del gas che continuano a salire, mentre gli aiuti del governo tardano ad arrivare. In più le bollette dell'energia nel mese di luglio in alcuni casi hanno sfiorato i 300.000 euro, spiega Confindustria, a fronte di un importo di 35.000 euro nello stesso periodo del 2021. Nel frattempo, con il ritorno al regime de minimis, cioè gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza, le stesse rischiano di perdere i 5 milioni stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Insomma, è il cane che si morde la coda. Di norma, una vetreria arriva a utilizzare 160-170 mila metri cubi di gas al mese, circa 1 milione l'anno. Con l'incremento dei prezzi per le storiche vetrerie di Murano risulta davvero difficile reggere e continuare a sostenere l'antica arte manifatturiera, per sua natura un processo produttivo altamente energivoro, vale a dire costosissimo, ora più che mai. E torniamo a parlare di scuola, oggi primo giorno di scuola, ma sono tanti temi da affrontare per questo anno scolastico, tra questi anche il precariato scolastico, ne ha parlato il segretario della CISL trevigiana Massimiliano Paglini, il sindacato che ha organizzato a Cade Carresi un confronto tra candidati delle varie liste. Noi abbiamo bisogno di certezza e di stabilità del sistema scolastico. Se questo non accade, non accadrà, avremo comunque sempre una scuola non in grado di essere al passo con le esigenze del paese, delle imprese e del sistema produttivo. Contro il precariato della scuola, per la necessità invece di rivedere i contratti della scuola, fermi da anni e soprattutto non in linea con la media europea. Sarà uno dei temi, quello del precariato, che la CISL porterà al confronto di domani a Casa dei Carraresi tra i candidati delle coalizioni in corsa il 25 settembre. Formazione per gli insegnanti, ma soprattutto stabilità. Ma il tema della precarietà attraversa tutto il sistema produttivo italiano, a partire dalla questione dei salari, perché è vero che abbiamo un problema di salari, di minimi salariali, ma il problema non è tanto l'applicazione di un minimo salariale per legge, ma è l'applicazione dei contratti collettivi e delle regole che consentano ai lavoratori di avere dignità e contratti di lavoro stabili. La flessibilità in entrata, chiosa Paglini, si è tradotta in questo paese in stage e tirocini. Il precariato attraversa tutti i livelli di occupazione. Per contrastare forme di sfruttamento del lavoro poi è importante potenziare anche gli organi di controllo. C'è bisogno di rafforzare tutto il personale della vigilanza, degli ispettorati del lavoro, dell'INAIL, degli SPISAL. Anche queste sono richieste che noi mettiamo nell'agenda sociale a livello nazionale e le recuperiamo nella nostra agenda sociale del territorio. Però credo che il tema della precarietà sia uno degli orizzonti sul quale dobbiamo investire. La futura classe politica che verrà eletta il 25 di settembre dovrà investire come contrasto alle forme di emarginazione del lavoro. E ora andiamo dal nostro Alex Giuliano a Rosà, in diretta in collegamento, perché ci racconta appunto di questa festa dello sport che coinvolge tutte le attività sportive. Buongiorno Alex. Buongiorno Sharon, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo a Rosà, precisamente in municipio, in sala consiliare, per parlare della festa dello sport. Sport in festa a Rosà, che cosa consiste? È una settimana di grandi eventi che vede protagonista, lo dice la parola stessa, lo sport, vede protagonista le associazioni sportive del comune, insomma un'occasione per i più piccoli, per le famiglie di familiarizzare, di conoscere nuove discipline sportive, ma non solo. È un evento che dura una settimana, è un evento che vede protagonisti anche
esponenti di caratura internazionale, ci sarà Francesco Moser, ci saranno serate a tema, ci saranno approfondimenti, incontri pubblici e dibattiti, il tutto per ripartire, per dare un segnale di forza, di compattezza e soprattutto per lanciare un messaggio importante, che lo sport è salute, che lo sport fa bene. Per parlare di questo abbiamo qui con noi il piacere di avere il sindaco di Rosà, Elena Mezzalira. Buongiorno sindaco, festa dello sport a Rosà, in che cosa consiste? Sì, Festa dello Sport, una settimana di iniziative ed eventi che culminerà il 18 settembre, domenica 18 settembre, con una serie di attività proposte dalle nostre associazioni del territorio che andranno a presentare e a far sperimentare ai ragazzi quelle che sono tutti gli sport che sono presenti nel nostro territorio. Quindi oggi, il 12 settembre, è iniziata la scuola, ma i nostri ragazzi andranno anche a provare a fare attività sportiva per il prossimo anno. Una serie di iniziative, come dicevo, che avranno inizio mercoledì sera ospitando il famoso Francesco Moser, quindi uno sportivo e uno ciclista di spessore, che verrà a presentarci la sua esperienza e il suo libro. Poi avremo giovedì sera ospite l'azienda sanitaria, che invece ci parlerà di nutrizione, benessere fisico e pratica sportiva. E sabato invece presso l'allevamento Le Roane i ragazzi avranno possibilità di visitare le scuderie e di entrare a contatto con quello che è il mondo dell'ippica. Non da ultimo, noi qui a Rosà abbiamo la fortuna di avere le piscine comunali e quindi domenica mattina sarà messa a disposizione la struttura, gli impianti sportivi, gli impianti della piscina, per far provare ai ragazzi cosa vuol dire acquaticità, ma anche alle famiglie andranno a provare le attività che vengono proposte come l'acqua bike o altre attività sempre per il benessere fisico. Quindi una serie di iniziative che vogliono essere una festa, un augurio di un buon inizio di questo anno scolastico e non solo. E oltretutto, giustamente come spiegava il sindaco Mezzalira, poi domenica 18 ci sarà spazio nel pomeriggio per dare spazio e visibilità a tutte le associazioni sportive. Rosà diventa veramente un comune che si trasforma in una grande palestra, in un grande stadio, in un grande impianto a cielo aperto. Esatto, Rosà, un comune che, lo accennava il sindaco, è sempre stato molto vicino ai temi, alle tematiche dello sport e della viabilità. C'è un progetto importante, la bicipolitana, insomma, di che cosa si tratta? Sì, Rosà ha tutta una serie di strutture sportive messe a disposizione di queste associazioni, ma anche dei ragazzi per la pratica dello sport, ma il progetto importante che stiamo portando avanti è la bicipolitana, che è legata alla mappatura delle nostre piste ciclabili, per andare a realizzare nuovi tratti all'interno del nostro territorio comunale, ma anche soprattutto per andare a collegare le piste ciclabili al di fuori di Rosà con gli altri comuni limitrofi e creare proprio una sorta di bicipolitana che ci permetta di spostarci in bici o comunque a piedi in tutto il nostro territorio e favorire questa mobilità dolce come è prescritto per la tutela dell'ambiente, ma anche del nostro benessere fisico. Un progetto importante, un progetto ambizioso che è un progetto in continuità con quello che è stato iniziato dalla precedente amministrazione. Quindi Rosà e sport, un binomio vincente, possiamo dire così, visto che si parla di sport. Sharon, se non hai altre domande, da Rosà con il sindaco Elena Mezzalira è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie al nostro Alex Giuliano, il sindaco di Rosà Mezzalira. Ora qualche istante di pubblicità, noi torniamo tra poco. .04, bentornati in diretta con Focus TG. Come sempre il nostro, l'avete visto, un viaggio tra le news del territorio. Ci spostiamo nel Trevigiano perché è doppio traguardo per gli alpini trevigiani che hanno festeggiato i 50 anni del gruppo storico Salsa e i 90 anni di soci e amici.
Questa mattina gli alpini hanno voluto festeggiare il 50° anniversario della fondazione del gruppo Tommaso Salsa, medaglia d'oro, che era mio nonno, e io sono la madrina del gruppo da tantissimi anni. Un doppio traguardo festeggiato con lo spirito alpino di sempre, di cui Tommasina è uno dei simboli più veraci. Accanto a lei nella sede di Via de Coubertin altri ultra novantenni, tra tanti ricordi ma soprattutto tantissima voglia di vivere e cantare. Carlo Caddeo fa parte del coro Ana di Preganziolla. Io sono stato premiato perché un mese fa ho compiuto 90 anni, felicemente. E sto bene, sono il più giovane dei premiati. Una festa che i diretti protagonisti hanno vissuto con intensità ed emozione, così Franco Berizzi. Molto bene, sono stati molto bravi, cordiali, generosi, come sono gli alpini. Ma un sorriso è stato regalato anche a chi è rimasto a casa. Per vari motivi non sono venuti tutti, perché purtroppo oltre i 90 anni non è facile essere sempre presenti, però a qualcuno oggi andiamo a casa, gli portiamo una fetta di dolce e una bottiglia di vino e lo festeggiamo in questa maniera. E a Tommasina si illuminano gli occhi a ricordare la sua adunata più bella, quella di Trieste. E la città era un tripudio di bandiere, tutta imbandierata, con molta partecipazione anche da parte di tutti i triestini. Per me quella è stata l'adunata, è stata la prima adunata a cui ho partecipato, ma è stata anche la più bella e della quale ho il miglior ricordo. Era sera di un giorno di festa, la mia bella ci stava accanto, te lo giuro, io t'amo tanto. E sono i 150 anni della nuova Montebelluna. Oggi il clou dei festeggiamenti, abbiamo ritrovato il senso di comunità. Così il sindaco. Noi siamo la contrada, il forno di Piederiva, e quindi vendiamo il pane e dolci fatti in casa. In questa occasione, come Piederiva, il pane, altre contrade tipo Caonada, il formaggio e via dicendo. A ciascuno la propria specialità, il proprio angolo di storia e di suggestione. Dopo il palio del vecchio mercato di domenica scorsa che Antenna 3 vi ha proposto in diretta, ancora una volta migliaia di montebellunesi si sono ritrovati in piazza in occasione dei 150 anni della nascita della città, tra prodotti tipici, intrattenimento, le esibizioni in grande spolvero della banda musicale. In questi giorni il clou dei festeggiamenti correva l'anno 1872, era l'8 settembre quando venne inaugurato il nuovo mercato di Montebelluna. 150 anni fa il Consiglio Comunale di Montebelluna deliberava la discesa del mercato dal Colle di Santa Maria al piano. Il mercato di Santa Maria, sul Colle di Santa Maria era ormai troppo angusto, difficilmente praticabile, e quindi si decise di portarlo al piano. Nasce così la nuova Montebelluna. È una data importantissima perché segna, diciamo, la nascita della città come la vediamo adesso. Queste sono le cartoline commemorative che abbiamo timbrato ieri grazie alla collaborazione con Poste Italiane. La Montebelluna di ieri, di oggi e del futuro. Il sindaco fa leva sul senso di comunità e ringrazia i tanti volontari impegnati in questi mesi di celebrazioni. Ed è veramente emozionante vedere la sinergia, la cooperazione tra le contrade, l'ente palio, l'amministrazione che ha voluto condividere un calendario di eventi in cui tutti, anche i privati cittadini, potevano proporre una idea. Per cui credo sia proprio un esempio del senso di questa città che è composta da una forte comunità. Diciamo che questo momento di rievocazione storica, questo momento di ricostruzione della memoria, di riflessione comunitaria aiutano a rendere, come dire, sempre più forte il senso di appartenenza e la consapevolezza di essere una comunità. Il Consiglio Comunale di San Giorgio in Bosco in visita a Venezia. Questo è l'augurio della sindaca e dell'assessore per un nuovo anno scolastico.
sostegno e d'aiuto a tutto il personale della scuola. Vogliamo augurare un buon anno scolastico agli insegnanti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola media, affinché possano continuare a svolgere al meglio il loro importante lavoro, mantenendo l'entusiasmo che li caratterizza e la passione per ciò che fanno. Auguro un buon anno scolastico a tutto il personale della segreteria che si è impegnato nel corso dell'anno a provvedere al corretto funzionamento della scuola, permettendo così di aiutare alunni e professori. A tutto il personale ATA va il nostro augurio di un buon lavoro. A volte diamo per scontato il vostro lavoro, ma senza di voi gli ingranaggi del mondo scolastico non girerebbero in modo giusto. Questo nostro ringraziamento va a tutte quelle persone che ogni singolo giorno ci hanno aspettato, ci hanno accompagnato e ci hanno ascoltato, nonostante tutto, con tanta pazienza. Vogliamo augurare un buon anno scolastico ai nonni vigili, che nonostante il freddo e la pioggia sono sempre i primi ad accoglierci al mattino con il sorriso e a salutarci il pomeriggio con lo stesso sorriso radioso. Auguriamo un buon anno scolastico a tutto il personale della mensa, che garantisce sempre una corretta alimentazione a bambini e ragazzi, preparando cibi sani con pazienza e disponibilità. Un augurio va anche ai bambini dell'infanzia, che coi loro occhietti vedono il mondo coperto di tanti colori e lo scoprono con una gioia immensa. Abbiate sempre quel sorriso che fa ridere tutti noi e divertitevi in questo nuovo anno ricco di sorprese e di nuove avventure. Auguriamo ai bambini della primaria di cominciare il nuovo anno scolastico felici, allegri e pronti ad imparare cose nuove, sempre curiosi ed attivi, con il sorriso sul volto. Il nostro augurio è per voi ragazzi della scuola secondaria. Non abbiate paura di affrontare nuove sfide, tenete bene in mente l'obiettivo da raggiungere e studiate per conquistarlo. Solo così possiamo diventare cittadini consapevoli e responsabili. Cari genitori, a voi l'augurio di riuscire tra lavoro, casa da gestire e impegni vari ad essere un punto di riferimento sicuro per i vostri ragazzi. E soprattutto ai genitori di noi ragazzi delle terze che quest'anno dobbiamo prendere delle decisioni importanti, auguro di essere sempre presenti, buoni consiglieri e di accompagnarsi sicuri agli esami di terza. Il nostro augurio per questo nuovo anno scolastico va a tutti voi autisti e bambini, che ogni giorno aiutate le famiglie e gli studenti nella gestione dei trasporti da e verso la scuola, garantendo sicurezza ai propri figli e facendolo con solarità e gentilezza. Nella speranza che il nuovo anno scolastico ci porti finalmente alla tanto attesa normalità legislativa, con momenti di divertimento, amicizia, socializzazione, ma anche di studio, noi ragazzi di CCR da questo magnifico quadro che solo il nostro territorio può vantare, vi auguriamo di cuore un buon inizio di anno scolastico. Concludiamo ispirandoci con una citazione di Nelson Mandela, sperando che possa accompagnarci non solo per questo anno scolastico, ma per sempre. L'istruzione è l'arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo. Buon anno scolastico! Buon anno scolastico anche a tutti i ragazzi che oggi appunto inizieranno la scuola. E ora ci spostiamo a Vicenza e facciamo un viaggio invece tra i problemi dei quartieri. A Sant'Agostino i residenti sono ammorbati dagli odori e dal depuratore che chiedono coperture per le fermate dei bus. Siamo tornati nel quartiere di Sant'Agostino, a ridosso dell'omonima frazione del comune di Altavilla Vicentina. Qui i residenti convivono da anni con la presenza ingombrante del depuratore, il cui spostamento era già stato programmato, ma gli odori nauseanti restano ancora una presenza quotidiana. Per me il problema più grosso è la puzza del depuratore. Gli altri problemi si possono in qualche modo risolvere, sono anche abbastanza semplici. Quello del depuratore è una cosa che va avanti da anni ed è veramente, quando tira il vento, è veramente insopportabile. Sì, fa proprio, è orrendo. Durante l'estate certe volte non si respira, bisogna proprio chiudere tutte le finestre, se no non si respira dal depuratore. Ecco. Quello è un grosso problema. È un grosso problema in questa zona. Comunque una zona bella, tranquilla, però il depuratore dà parecchi problemi. Se si può spostare più lontano dalle abitazioni sarebbe meglio. Un problema di portata sicuramente meno impegnativa da risolvere, la tettoia della fermata dei bus. Un riparo minimo lungo la strada per evitare
evitare di sostare sotto le intemperie. Qua manca proprio una pinceina da mettere, se uno piove, una roba l'altra si metta. Il che tira via perfino il barattolo di mettere i biglietti, sì, che butta tutto per terra. E che si topi, che abbiamo tutto qua, che sia un disordine da matti, sporco, erba, bottiglie, di tutto che c'è. Go telefonare in comune, in cagliari, e me che passa quello dell'ambiente non che c'è, la chiama fra un'ora, la chiama fra 2 ore, la chiama 10 volte, non mi ha mai risposto nessuno. Tipo dobbiamo andare a Milano per lavoro, ci conviene prendere l'autobus per arrivare in stazione ed effettivamente sarebbe d'inverno specialmente comodo avere insomma un posto dove sedersi col coperto. Sì, ci vorrebbe sì. Che cosa? Una copertura sì, ci vorrebbe. Tetto, manca tetto, serve tetto, tante gente sempre ferma là a fare la pioggia, a tutte bagnati. Noi studenti, anche signori anziani, abbiamo bisogno di una copertura, soprattutto adesso che sta ricominciando la scuola, di una copertura per la pioggia, per il sole, perché molti studenti ogni mattina prendono il bus e quindi sì, penso sia importante una copertura per insomma, proteggere le persone. E Red Canzian dona alla sua Assilea un appuntamento da non perdere, un concerto che permetterà di percorrere musicalmente le tappe e i successi della sua carriera, il primo nella sua città, un sogno che si realizza. Si torna a casa per la prima volta a fare un concerto veramente a casa, perché siamo in linea d'aria a 1 chilometro da casa mia e quindi è bellissimo che Silea, il sindaco, l'assessore abbiano accettato di fare questo regalo alla cittadinanza, perché era una mia voglia da tanto. Torna a casa Red Canzian, questa volta con un dono prezioso custodito negli anni dal canto della sua voce e le note del suo iconico basso. Un concerto il 24 settembre agli impianti sportivi comunali di Silea per ripercorrere le tappe e successi della sua vita e carriera, accompagnato virtualmente da tanti altri artisti. Nel concerto ci sono molti duetti virtuali, con Mario Biondi, con Enrico Ruggeri, con Marco Masini, con una sezione di fiati che ha lavorato con i Pooh tanti anni fa e soprattutto un duetto con Stefano Dorazio, il mio collega che non c'è più, ed è l'ultimo regalo che lui mi ha fatto prima di andarsene ed è ogni sera molto commovente, molto toccante, bellissimo perché quando alla fine esce dal video con quella mano che saluta è esattamente come l'ho visto l'ultima volta io. Una mano che saluta, oggi forse da un po' più in alto, quella di Stefano Dorazio, dopo 40 anni di palchi e ricordi. E in questo concerto, dalle forti emozioni ad accompagnare Red Canzian, un team speciale. È un concerto in famiglia perché ho mia moglie in regia, mia figlia che canta e fa i cori, mio figlio che suona la batteria e poi ho 2 musicisti che sono come 2 figli anche loro, perché Alberto Milani è di Pordenone e Vanni Antonicelli è uno che è entrato con un tale entusiasmo nella mia vita che è bellissimo suonare con lui. Quando la passione supera ogni ostacolo, questo è il titolo del tour che poco tra le righe vuole gridare a una ripartenza anche personale dopo una difficile sfida che lo ha visto combattere questa volta fuori dal palco. È stato un anno poco divertente, nel senso che a gennaio, quando siamo partiti con le prove e la partenza del musical Casanova, che mi era costato 3 anni di lavoro, io sono stato ricoverato per 2 mesi in ospedale. Però da lassù qualcuno ha voluto che tornassi a fare il mio mestiere, le interviste come adesso. Torniamo ora nel Vicentino perché ci colleghiamo in diretta dalla Fiera del Socco con il nostro Federico Fusetti. Buongiorno Federico. 2 anni di pandemia, di difficoltà, torna la Fiera del Socco, famosa direi in tutto il mondo. Chiedo conferma al Presidente Renzo Lotto, quanto siete contenti da 1 a 10? Da 1 a 10 direi proprio 10, perché ripartire dopo 2 anni dalla situazione a cui eravamo, siamo partiti a fine maggio, rimettere in piedi una manifestazione di questo tipo è stata un'impresa ardua, ma direi che il successo di pubblico che abbiamo avuto da venerdì, quando abbiamo aperto, ad oggi che è il lunedì, la Fiera Franca del Bestiame, insomma è veramente bello vedere
i profumi, i colori, i sorrisi delle persone, insomma abbiamo ripreso quella socialità di cui avevamo bisogno. Senza dimenticare quanto è importante per l'economia e che numeri muove questa fiera. Da quello che ho capito, mi corregga se sbaglio, nel 2019 cercate di tornare a quei livelli, c'erano stati 850.000 visitatori e circa 600 espositori, numeri enormi. Sì, numeri da capogiro. Allora guardate, di per sé come numeri di frequenza di visitatori credo supereremo sicuramente quella soglia. Come operatori magari forse un po' meno, perché tutti abbiamo patito il tema della pandemia, quindi molti erano incerti, non si sapeva ancora mai se potevano starci delle restrizioni, per cui investire nella fiera è comprensibile che era anche un impegno da parte degli operatori. Quindi chi è venuto ha avuto veramente quel coraggio imprenditoriale di cui abbiamo tanto bisogno e abbiamo tanto da imparare. Cosa si trova qui? C'è addirittura un detto che fa capire quanto ampia sia la scelta per i visitatori. Ma c'è più di un detto. Il detto più famoso è quello Ghese de tutto come la fiera del Soco, nel senso che alla fiera si trova proprio di tutto. Non a caso la fiera accade proprio in questo periodo, dove sul fine estate, l'autunno, ad esempio il tema della vendemmia nasce come fiera agricola in particolare. Ovvio che i tempi l'hanno evoluta, l'hanno portata nel mondo dei servizi, del commercio, dell'artigianato, quindi veramente c'è di tutto come la fiera del Soco, come si dice, troviamo proprio tutto. Come prodotti, come oggetti in esposizione, strumenti, ma anche come persone, da dove vengono i visitatori? Assolutamente sì, vengono da tutte le parti d'Italia, non solo come operatori economici, ma gli operatori economici portano con sé parenti che magari ne erano in zona, abbiamo trovato di tutto. Io penso a quello che mi stanno raccontando un po' i parcheggiatori, tutti mi dicono praticamente: ma sai Presidente quanta gente è venuta dall'Abruzzo, piuttosto che dalla Puglia, addirittura dalla Sicilia. Siamo veramente contenti di questo grande successo, di questa veramente manifestazione che sta andando bene. Poi il tempo ci ha veramente aiutato. E anche chi magari si è trasferito da Grisignano e è andato in qualche altra località ed è l'occasione per tornare? Certo che sì, Grisignano è un piccolissimo paese, nato principalmente nell'agricoltura. Voi pensate che naturalmente, come tutti i paesi veneti, si è cercato di far fortuna altrove, quindi molti hanno anche emigrato. E la Fiera del Soco è un appuntamento anche per ritrovare queste famiglie, queste persone. Quindi lo raccontavo anche sabato ai discorso di apertura e inaugurazione, rivedere veramente le facce di persone che tanti anni fa erano qua, che ritornano, sistematicamente ritornano e che per 2 anni mancavano e non vedevano l'ora di arrivare. Qualcuno addirittura non c'è più purtroppo, perché la malattia si è portato via. È veramente un grande dispiacere, però ci fa anche onore di aver affermato ancora questa manifestazione che possa dare veramente opportunità a tutti. Perfino gli animali, il bestiame abbiamo visto poco fa. Assolutamente sì, è stata una ripartenza difficile anche quella del bestiame, perché anche per gli animali esistono delle regole particolari, quindi è stato anche difficile. Non è stata un'edizione come le precedenti, quelle per gli animali, per effetto proprio di tutte queste problematiche, però iniziare, avere il coraggio di riprendere è stata veramente anche questa una grande scommessa, e il pubblico veniva, i visitatori oggi venivano, insomma abbiamo assistito anche a qualche bella vendita in diretta, il vecchio modo di scambiare, i vecchi sensari che oggi si chiamano mediatori o agenti, perché si è evoluta tutta l'etimologia della parola. Quindi è stato proprio bello vedere questo scambio, insomma. E state già pensando al 2023, immagino? Si sta già pensando al 2023, perché stiamo raccogliendo innanzitutto che cosa non è funzionato quest'anno e cerchiamo sempre di trovare il modo migliore di ospitare tutti i nostri operatori e anche far stare in sicurezza i visitatori, che è un altro tema importante. Grazie Presidente. Alex, un invito anche ai telespettatori, visto che la fiera durerà ancora fino alla fine della settimana, quindi giovedì, l'ultimo giorno, fino a giovedì. Chiudiamo con i fuochi d'artificio che confermiamo dovranno essere veramente belli. E allora aspettiamo anche i telespettatori qui a Grisignano. Io intanto faccio 2 passi tra le tantissime bancarelle e la linea la restituisco a te, Alex. Grazie al nostro Federico Fusetti da Grisignano. Intanto noi ci spostiamo, torniamo meglio nel veneziano Santa Maria di Sala, che ospita il secondo vernissage post-Covid a ingresso gratuito a esporre il manierista Varré, tra messaggi sociali e di denuncia contro il razzismo. Lui è Vittorio Varré, artista visionario, prolifico e allucinato, astrattista, manierista e surrealista, già ribattezzato il maestro operaio. Il perché è evidente anche agli occhi dei più distratti. Ci tengo molto
essere presente proprio per cercare di dare il massimo dell'omogeneità. Quando l'arte e la cultura contemporanea incontrano i fasti della storia e si fondono, si incontrano nella prestigiosa Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. Apre il mese di settembre con il secondo vernissage post-Covid e completamente gratuito per residenti appassionati. Siamo davvero onorati di essere stati scelti da un artista che non è del territorio, egli è piemontese e che dal 2001 ha esposto, oltre che in Italia, negli Stati Uniti, in Russia, in Brasile e in Giappone. In esposizione tra i diversi piani della storica Villa Veneta, più di 100 opere del maestro Varré composte in oltre 20 anni di attività, ma non chiamatela antologica, è un viaggio nel tempo, dice lui. Un wormhole, come si dice nel mondo della fisica, saltando in questi spazi temporanei. Ho voluto fare un ragionamento su me stesso anche, portando dei lavori che partono dal 93 a oggi. Dal trittico dell'ipnotico dragone contro l'uso di psicotropi alle donne che hanno fatto la storia. E Angela Davis, come tutti sanno, una donna forte e coraggiosa. All'inno alla vita e all'amore. Un bacio profondo tra due figure e abbiamo un piccoletto in arrivo. Fino agli ultimi lavori. L'ultima nata ed è Never Again ed è diciamo un filone che porteremo avanti. Con in testa il numero 1. Questo è lei, un autoritratto? Ma definirei di sì, un po' il folle, il matto. Tra passato e presente, momenti intimi e sociali, la mostra sarà visibile fino a domenica 18 settembre. Torniamo nel Padovano, presentati i lavori di recupero delle statue del Pisano presenti alla Cappella degli Scrovegni. Un intervento di manutenzione straordinaria che sarà effettuato all'Istituto Centrale per il Restauro del Ministero della Cultura. Padova Urbs Picta, patrimonio UNESCO dell'umanità, c'è un investimento ulteriore da parte del Ministero. È dal 1993 che le statue alle mie spalle, questo trittico opera di Giovanni Pisano, così come la statua di Enrico Scrovegni pregante, il cavaliere dell'Arena, non venivano manutenute in modo organico, a parte qualche piccola spolveratura. Il progetto prevede invece un intervento di lungo periodo con analisi, indagini di tipo multispettrale. Hanno già provveduto ad una modellazione 3D che permetterà di analizzare in profondità anche le tecniche costruttive di Giovanni Pisano. Un restauro straordinario che verrà realizzato grazie alla collaborazione del Ministero dei Beni Culturali, dei lavori rimandati per troppo e che ora permetteranno di riscoprire le statue di Giovanni Pisano. Non dobbiamo mai dimenticarci che qui non c'è solo il grande Giotto, c'è un altro gigante che è appunto Giovanni Pisano. La scultura, nella fine del 200, anticipa e prefigura la rivoluzione giottesca. Queste meravigliose opere, che è un unicum di Giovanni Pisano, arrivano qui via nave, via fluviale. E immaginiamo che le mani, perché erano molto delicate, durante il viaggio le abbia finite qui Giovanni Pisano. Quindi immaginiamo questo dialogo serrato tra questi due giganti. Opere che nel complesso della Cappella degli Scrovegni dialogano con gli affreschi di Giotto. Ma è evidente una cosa, qui c'è una grande innovazione. La Madonna non ha nulla di ieratico, ma è una madre che guarda suo figlio negli occhi. Guardate come la lezione di Giovanni Pisano viene recepita da Giotto, che nella scena topica del bacio di Giuda cambia l'iconografia. Cristo non guarda verso lo spettatore, ma guarda direttamente negli occhi Giuda. È un uomo che guarda l'amico che lo sta tradendo. Ma non c'è solo questo, il dado giottesco, ovvero vizi e virtù, sono delle false statue dipinte da Giotto dentro finte nicchie. Ancora un dialogo serrato con Giovanni Pisano, ma anche il suo superamento. Ci spostiamo ora nel Trevigiano. Torna il 18 settembre, dopo lo stop dovuto alla pandemia, al Covid, Camminare per la vita, una festa camminata per aiutare i bambini ammalati. È una camminata particolare, lo spirito, quello che a noi piace è proprio quello di dare la possibilità a tutti di partecipare, non è competitiva assolutamente ed è anche un momento così di riflessione, di condivisione, di amicizia e
senza dimenticare mai la solidarietà. E la solidarietà è il fulcro di questo evento. La raccolta fondi avverrà tramite l'iscrizione alla camminata e l'acquisto delle magliette o del cestino picnic per il pranzo. Un'edizione questa che conta un record di donazioni. Noi siamo consapevoli del fatto che ad oggi la raccolta data dai nostri sostenitori sia privati che aziende è stata importante, per cui siamo fiduciosi che quest'anno sarà un anno molto importante a livello di donazione. Sede dell'evento il Parco Sant'Artemio, da dove partirà la camminata divisa in 2 percorsi. Sono 2 percorsi, uno breve di 4 km, uno di 10 km, il percorso lungo. La prima parte sarà tutta assieme, quindi il percorso da 4 e da 10 saranno assieme, all'altezza della chiesa della Madonnetta si divide. Il percorso lo studiamo assieme, cerchiamo di mettere il verde prima di tutto, il posto, la parte storica di Treviso. Percorsi accessibili davvero a tutti, nessun impedimento per le persone diversamente abili, ma soprattutto aiuti dei volontari presenti ad ogni incrocio del percorso. Un evento solidale che ci ricorda che anche nelle differenze siamo tutti uguali. Tutti insieme siamo un gruppo forte e il fatto di camminare insieme agli altri dà la possibilità agli abili di capire che siamo tutti uguali, perché dentro i nostri sentimenti sono uguali. Questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, un buon lunedì a tutti.